Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Perdonatemi se mi vedrete con questa maglietta anche per un prossimo video che dovrebbe uscire credo domani, ma non ne sono sicuro. Faccio questo video al volo, non lo editerò nemmeno, non metterò le lower third che sono quelle carte che vedete passare qui. Cercherò proprio di farlo cotto e mangiato perché la notizia è fresca ed è importante, ma prima di tutto ci tenevo a farvi vedere questa cosa. Guardate un po', mi sono arrivate le maglie da KK Gold, trovate il link qua sotto in descrizione. Perdonate l'illuminazione, è quella che è abbastanza scarsa, però questa è la maglia verde dell'Italia, veramente spettacolare, forse così si vede anche un po' la trama, veramente molto molto bella, fatta benissimo, con la patch dell'europeo, dietro non ho messo nessun nome, nessun numero, niente di niente perché non me la sentivo sinceramente. Maglia dell'Italia vincitrice dell'Europeo. Io vi ricordo, qua sotto trovate il link in descrizione KK Gold per ricevere per comprare delle maglie a prezzo veramente ottimo. Tralasciando il placement, qual è la notizia importante? È una notizia non importante, di più, veramente di più, perché andiamo a vedere. La Sardegna Arena diventa Unipol Domus. È una notizia che a me personalmente sconvolge e non poco, perché non pensavo mai che il Cagliari potesse fare un qualcosa di simile. L'ho sempre visto cioè, ho sempre pensato lo facessero altre squadre, non il Cagliari. Non so nemmeno per quale assurdo motivo avevo questa idea, perché non è che sia un qualcosa di così scandaloso, però è un qualcosa che sinceramente facevo fatica ad immaginarmi che il Cagliari potesse fare. Andiamo a leggere quello che c'è scritto. Il Cagliari e il Cagliari Calcio e Unipol sono lieti di comunicare la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. Quindi la Sardegna Arena, e in questo caso è lo stadio di Cagliari perché lo stadio del Cagliari per il momento è la Sardegna Arena, d'ora in poi si chiamerà Unipol Domus. Mi fa anche strano sentirlo. Dopo l'Allianz Stadium, l'Allianz Arena, quello che è, dopo la Dacia Arena abbiamo, e dopo il Mapei Stadium, ma quella è città del tricolore, abbiamo anche la Unipol Domus. Adesso non so se in Italia esistono altri stadi brandizzato. Gewi Stadium, quello dell'Atalanta, un altro stadio brandizzato. Anche il Cagliari avrà lo stadio brandizzato. Assumerà la denominazione di Unipol Domus a partire dalla stagione sportiva 21-22, quindi questa, fino all'inaugurazione del nuovo stadio, il cui title naming verrà definito successivamente. Quindi il nome del futuro stadio del Cagliari non sarà Unipol Domus, però sicuramente sarà con Unipol, perché se l'accordo è decennale dubito che il Cagliari concluda il contratto prima, perché comunque questi sono soldi che entrano nelle casse del Cagliari, credo. Adesso non vi sto a fare il pippone su quello che è il gruppo Unipol, però vi leggo questo comunque per giustezza. La partnership tra Cagliari Calcio e Unipol Gruppo contribuisce allo sviluppo di questo importante progetto urbanistico, sportivo e sociale, mira a valorizzare il patrimonio e le risorse del territorio, favorendone la crescita in termini economici e culturali, proiettando il contesto dell'intrattenimento e dello sport sardo in una dimensione nazionale e internazionale. Che a me sembrano sempre soltanto quelle classiche frasi fatte così un po'. Quando devi presentare una cosa non sai che dire, vai molto sul generico e sul farsi i pipponi. Carlo Cimbri, Group CEO di Unipol Gruppo, commenta con particolare entusiasmo che il nostro gruppo ha voluto affiancare il Cagliari Calcio nella denominazione del proprio stadio, attuale e futuro, per sostenerne le ambizioni e contribuire alla crescita ed ai successi di un patrimonio che non è solo sportivo, ma anche simbolo identitario della città e dell'intera Sardegna. Classici pipponi, solide cose, non sta dicendo assolutamente nulla di nuovo.
Giulini dice: avere al nostro fianco un partner di questa portata rappresenta l'ulteriore riprova di quanto il progetto Stadio ci veda impegnati nel creare qualcosa di unico e speciale per la nostra gente. Spesso si dice che un piano ambizioso e di successo passa anche dalla solidità di chi si ha al proprio fianco, e se quello è il caso sono convinto che con Unipol ci stiamo assicurando quanto di meglio si possa desiderare. Allora, come notizia di per sé non stiamo parlando di un qualcosa di così scandaloso, però ripeto, è una cosa di talmente lontana che io difficilmente mi sarei immaginato potesse accadere prima o poi al Cagliari. Fatto sta che è successo, lo stadio del Cagliari cambia nome, la Sardegna Arena cambia nome e sarà Unipol Domus. Sono curioso di sapere voi qua sotto cosa ne pensate, se ritenete che sia una scelta giusta o una scelta sbagliata, se pensate che il Cagliari abbia fatto bene o male, se vi piace anche il nome o se non vi piace, fatemi sapere qualsiasi cosa qua sotto nei commenti. Vi ricordo le magliette, se riesco a prenderla sempre, le magliette a basso costo, tipo questa qua dell'Italia di KK Coll, che purtroppo non si vede benissimo, però non è che migliori più di tanto la cosa, però comunque costano poco e ne vale veramente la pena, ve l'assicuro. E niente ragazzi, detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!